C'era una volta una coppia di sposi, amati e rispettati per la loro bontà e ricchezza. Erano Crisante e Daria. Vivevano in una grande città e la loro vita sembrava perfetta. Ma un giorno qualcosa cambiò. Crisante scoprì una nuova fede, una fede che parlava d'amore e di luce, una fede che riempiva il cuore di speranza. Era la fede cristiana. Crisante non poteva tenere questa scoperta solo per sé. Guardava Daria, la sua amata sposa, e desiderava che anche lei conoscesse quella luce. Con parole dolci e profonde, cominciò a raccontarle della fede che aveva cambiato il suo cuore. Daria, affascinata da ciò che ascoltava, aprì il suo cuore e abbracciò la fede con tutta l'anima. Ora non erano solo una coppia di sposi, ma anche una coppia di cuori uniti nella fede. Insieme, Crisante e Daria iniziarono una missione. Parlavano con dolcezza e convinzione, volevano che anche gli altri conoscessero quella luce che li aveva trasformati. Crisante parlava agli uomini, Daria alle donne, e uno dopo l'altro tanti cuori si aprivano. Le loro parole erano come semi che fiorivano nella vita di chi le ascoltava. Ma il loro amore per la fede non passò inosservato. In quei tempi molti erano contro i cristiani e così i due sposi furono denunciati. Vennero arrestati e portati davanti a un giudice. Volevano costringerli a rinnegare la loro fede. Ma Crisante e Daria, con il cuore colmo di forza e speranza, rimasero saldi. Non c'era minaccia o dolore che potesse spegnere la luce nei loro occhi. Furono legati con catene pesanti, rinchiusi in una prigione buia, ma anche lì, nella tenebra, un miracolo accadde. Le catene si spezzarono come fossero di carta e una luce divina riempì la cella. Ancora una volta furono presi e sottoposti a tormenti, ma nulla poteva piegarli. Daria fu portata in un luogo pericoloso, dove volevano farle del male. Ma un leone, come mandato dal cielo, si pose al suo fianco, proteggendola da ogni pericolo. I loro nemici, vedendo che nessun tormento poteva scuoterli, decisero di condurli in un luogo remoto, lontano dalla città, dove avrebbero affrontato il loro destino. Fu scavata una fossa e i due furono immersi lì dentro, fino a che solo le loro teste restavano fuori. Un gruppo di persone si radunò intorno, con sassi nelle mani, ma Crisante e Daria non ebbero paura. I loro occhi si cercarono per l'ultima volta, pieni d'amore e di pace. Poi le pietre cominciarono a volare, ma nei loro cuori la fede restava invincibile. Quel giorno Crisante e Daria non persero nulla, perché tutto ciò che avevano lo avevano già donato alla loro fede. Il loro amore, la loro forza divennero un esempio per chiunque li avesse conosciuti. E anche se il loro corpo venne nascosto sotto la terra, il loro spirito brillava come una stella. I cristiani, pieni di rispetto e affetto, raccolsero i loro corpi, li custodirono con cura, sapendo che in quelle reliquie viveva ancora il miracolo dell'amore e della fede. E così la storia di Crisante e Daria non finì quel giorno, ma continuò a vivere nei cuori di chiunque credesse nella forza dell'amore, nella speranza che nessuna pietra può fermare. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.